L'Acragas supera l'Alcamo grazie ad una rete del difensore Fallea e conquista il primo vero successo stagionale, ma il ritorno alla vittoria, mancava in gare ufficiali dallo scorso 18 aprile, non scatena grandi entusiasmi. La formazione La Bianca ha mostrato ancora una volta evidenti limiti, anche se qualche attenuante va data. Intanto è mancata la forza d'urto, perché senza Bellavia infortunato e Fattoruso squalificato, l'allenatore agrigentino ha dovuto fare di necessità virtù, posizionando l'evanescente Agozzino al centro della batteria d'attacco. Il giocatore, ammirevole per l'impegno, ha avuto pochi rifornimenti e quelle rare volte che si è presentato alle parti di Chimenti è stato quasi sempre ben marcato dalla difesa bianconera, battuta solo da un preziosismo di Fallea qualche minuto dopo la mezz'ora del primo tempo. E il gol, bello per esecuzione, è stato ben custodito nei forzieri biancazzurri fino al triplice fischio di chiusura dell'indeciso Azzaro, anche per l'inconsistenza dell'Alcamo e per la buona prova della difesa locale. Dalla formazione Chico ci aspettavamo qualcosina in più, soprattutto per la presenza di giocatori di provata esperienza e per i tanti giovani di belle speranze, ma quella vista all'Esseneto è sembrata una squadra con poche idee che non ha convinto del tutto perfino il vicepresidente Daidone, che negli spogliatoi ha puntato il dito su alcuni bianconeri dimostratisi non all'altezza della categoria. Certo, sul piano tecnico hanno pesato e non poco le assenze di Pecorella e Domicoli, ma attenzione a non delegittimare il successo agrigentino, che nel computo generale dei 90 minuti di gara è stato meritato. Oltre alla rete va annotato un salvataggio di Chimenti sul colpo di testa di Agozzino nel secondo tempo e qualche altra giocata non sfruttata a dovere. Sul fronte opposto è stato lasciato inoperoso il portiere indelicato, che è stato agevolato nel difendere la porta grazie ai compagni di reparto, soprattutto Iannello e Fallea, che hanno messo la museruola ad ogni timido tentativo di incursione degli avversari. Anche a centrocampo l'Acragas non ha sofferto granché, confrontandosi alla pari sia sul piano tecnico che in quello agonistico. La partita non è stata bella, non ha divertito molto il pubblico presente e soprattutto non è stata mai cattiva, anche se le due formazioni hanno concluso in 10 per le espulsioni di Daidone e Capraro, entrambi anzitempo negli spogliatoi per doppia ammonizione.